raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Vai di tappa 4. Questa è una tappa cortissima. E poi però ce n'è una lunghissima, mi pare di 7 km addirittura. Qua dobbiamo fare l'impresa. Questa è una tappa veloce. Come il Biabafi, come Biabiani. Dai, andiamo. Sulle tappe rapide è qua che il comandante deve tirare fuori il massimo. Adesso sentiamo il nostro copilota. Sotto il ponte, amor mio. Scusate ragazzi, un momento di pazzia. Dai come, dai come. No. Concentration please, concentration please. Mamma mia che rally. Bravo comandone, dai. Grande come. Grande cazzo. Adesso siamo primi nel rally, abbiamo una chance fenomenale. Grandissimi, grandissimi. Siamo primi, cazzo. 4 secondi di vantaggio, adesso forse c'è la tappa quella impossibile, quella a 7 km. Ed è dura non sbagliare. Prima c'è il ristoro. Service parco. Il service park. Na 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 na. Vai. Dai, teoricamente spero non sia messa proprio malissimo. Allora, suspension. Intercooler. Facciamo prima cambio. Le ruote. Scarico. E niente, solo il turbo non ce la fa. No. Vabbè, e la mia carrozzeria, ma quella che se ne frega. Vai la gara. Adesso mi pare che sia proprio la tappa lunghissima, il tappone obeso. Eccolo qua. Vodafone Rally di Portugal, 7.2 km. E qua ragazzi sarà un tappone lunghissimo. 2, 1, go. Qua ci giochiamo tutto probabilmente, Concentrazione massimale chiaramente ragazzi. Dai che voglio sto cazzo di rally. Dai, come. Inizio spaventoso.
Sempre rassicurante, burrone all'esterno. Non è lunghissima sta tappa. Cosa sta facendo il Comendone? Per il momento il Comendone prestazione sublime nella tappa più difficile. Spettacolo puro al Comenda Stadium, anche se non è il Comenda Stadium. Sto sudando le 1000 camicie. Bravo veneziano, dai bene. Diventa sinistra merda. No! Mamma mia, no ragazzi, sto massacrando Sebastiano. Lo sto massacrando. Ricordo sempre che il livello è il numero 7 su 10 e che la Hyundai è una macchina di merda. Questo lo voglio sempre. Sta in mezzo. Dai il capolavoro veneziano. Mamma mia. Non ce la faccio più. Siamo all'ultimo settore. No, mamma mia. Madonnina. Grande bene. Dai, quasi finita. Capolavoro veneziano. Capolavoro. Sì, cazzo. Dai che rally nelle mie mani. Rally nelle mie mani. Massacrato. Avevamo 19 secondi di vantaggio. Il Comendone ha fatto l'impresa della vita. Adesso però non dovevamo buttare via nell'ultima tappa. Nella tappa number 6. Tappone number 6. Leb, tira a mangiarmi il pacco. Vodafone Rally di Portugal, tappa finale 3.7 km. 4, 3, 2. Non posso buttare via sto po' di vantaggio. Dai che vinciamo il nostro primo rally in carriera.
Dai, fioi. Buono, buono. Vai, come 8. Non ha un ritmo in Portogallo, ragazzi, devastante. Attraverso acqua, non vedo un cazzo. Molto bene, molto bene. Il Portogallo ha fatto veramente qualcosa di devastante. Aia. Madonna. Credo che veramente sono malati, quelli che tracciano sti rally, sta buono. Il Portogallo è il nostro dominio. E si va a vincere il rally del Portugal. Grande Kuma, grande Kuma. Molto bene. L'ho massacrato, fioi. E sono terzo nella generale con 66 punti, vicinissimo all'Latvala. Leb però in fuga, il piccolo Leb in fuga. Adesso vediamo dov'è la prossima tappa. Adesso vedi il rally di Venezia magari. Marassi ha dominato. Dal Marassi Stadium, fioi. Prossimo rally dov'è? Forse in Grecia, bah, spariamola a caso. No, Argentina! Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Il Commendone ha vinto il suo primo rally in carriera. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.